Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Con noi, come sempre, la direttrice del Museo della Battaglia, l'architetto Maria Cristina Scalet, che ci introdurrà all'argomento di questa puntata. Eccoci qui con Martina Dorigo, la dottoressa che sta seguendo il servizio civile nazionale. Si parlerà dell'altro polo museale che fa parte del complesso di Vittorio Veneto, che è il Palazzo Minucci De Carlo, un edificio tardo-rinascimentale che nel corso dei secoli ha subito diversi cambi di proprietà fino ad arrivare a questa famiglia ricca proveniente dal Cadore che con l'ultimo esponente, Camillo De Carlo, ne ha costituito uno straordinario museo che conserva le memorie di viaggio di questo personaggio che è molto legato alla Grande Guerra. Ve ne parlerà Martina. E allora addentriamoci, anche se virtualmente, in Palazzo Minucci, questo splendido edificio di Vittorio Veneto che al suo interno nasconde e conserva anche numerose curiosità e opere d'arte. Insieme a noi appunto Martina Dorigo. E allora intanto iniziamo subito a spiegare chi erano i Minucci, chi era questa famiglia a cui poi è intitolato il palazzo, naturalmente. Sì, i Minucci erano una famiglia di Serravalle, e una famiglia nobile e importante per i legami politici, ecclesiastici che aveva nel territorio locale ma anche all'estero. La storia del palazzo è legata soprattutto alla famiglia, almeno nella fase iniziale. Perché alla fine del Cinquecento, quando si inizia a costruire il palazzo, il principale, committente fu Minuccio Minucci. Al tempo, alla fine del Cinquecento, Minuccio era arcivescovo di Zara, una carica che gli viene conferita alla fine del Cinquecento, nel 1595, e quindi segue la costruzione di questo palazzo da lontano. A Serravalle c'era il fratello Giovanni. Interessante è come Minuccio, pur essendo distante, si preoccupò molto di questo palazzo e quando ritornò a Serravalle inizialmente non ne fu contento. Si racconta che arrivato a Serravalle la facciata non gli piacque per nulla e decise addirittura di non soggiornare al palazzo, ma andò a dormire negli edifici vicini al santuario di Sant'Augusta, e quando ripartì da Serravalle disse al cocchiere di non passare davanti alla strada. Dunque la committenza fu una committenza anche lunga. Minuccio non vide il palazzo finito. Lui morì nel 1604 e tuttavia questa costruzione si protrasse negli anni e alla fine il risultato fu un palazzo grandioso, un palazzo tardo-rinascimentale che si affacciava su una strada importante a Serravalle. Di fronte c'era un giardino, quella che oggi è Piazza Minucci, perché quegli spazi vennero acquistati dal comune nell'Ottocento, e dietro c'era un altro giardino retrostante che ospitava degli ambienti di servizio, quindi magazzini piuttosto che stalle. Il palazzo è un palazzo appunto tardo-rinascimentale, viene costruito in un luogo dove già c'erano degli edifici preesistenti, e la costruzione così sontuosa e nobile è da giustificarsi anche col fatto che
un nobile palazzo era uno specchio all'interno della città per una famiglia che voleva comunque ostentare e mostrare la sua potenza, il suo potere anche attraverso la dimora che aveva in città. Quindi questi gli esordi, le origini di questo palazzo che poi prosegue la sua storia nei secoli, Sì. Naturalmente. Sì, la storia del palazzo è inizialmente legata ai Minucci e resta legata ai Minucci fino alla metà dell'Ottocento, quando l'ultima Minucci negli anni 20 muore, eredita questo palazzo il figlio, che era appartenente alla famiglia Gera di Conegliano, questo nel 1823, e lo stesso figlio, Bartolomeo Gera, venderà il palazzo alla famiglia De Carlo nel 1849. Ed è a questo punto che inizia la seconda vita di questo palazzo. Qui allora si innesta anche il legame con la Grande Guerra, perché noi in questo nostro ciclo parliamo appunto della Prima Guerra Mondiale, del polo museale di Vittorio Veneto, dedicato proprio alla Grande Guerra, e quindi ci si potrebbe domandare come si lega Palazzo Minucci, De Carlo a questi argomenti. Sì, Palazzo Minucci De Carlo si lega alla Grande Guerra principalmente per due motivi. Da un lato perché durante l'anno dell'occupazione, quindi tra il 1917 e il 1918, il palazzo diventa una delle sedi del potere del comando di tappa, quindi del comando straniero che si instaura in città, e viene fisicamente occupato dai tedeschi. Vi lavorerà anche Pagnini come traduttore all'interno di questo palazzo. In secondo luogo, però, la storia del palazzo è legata alla Prima Guerra Mondiale perché la proprietà era della famiglia De Carlo e in particolar modo Giacomo Camillo De Carlo fu uno dei protagonisti della Prima Guerra Mondiale. Quindi fu residenza di Camillo De Carlo, che ufficialmente spostò proprio la sua residenza negli anni 30, quando diventò podestà di Vittorio Veneto e fece di questo palazzo una sede di rappresentanza, una sede in cui riceveva importanti ospiti e personaggi pubblici, e in questa fase apportò delle modifiche al palazzo. Per esempio eliminò parte degli edifici, diciamo, del cortile retrostante, ambienti, diciamo, più di servizio come appunto le stalle o i magazzini. E all'interno di questo palazzo ospitò per esempio Benito Mussolini, che nel 23 arriva a Vittorio Veneto e che soggiornerà a Palazzo. Oppure nel 34, quando Camillo è podestà a Vittorio, re Umberto di Savoia viene a Vittorio per inaugurare i giochi d'acqua che Camillo aveva fatto costruire nella piazza, oggi Piazza del Popolo, e soggiornerà a Palazzo Minucci. I soggiorni celebri a Palazzo sono in realtà molti, perché a Palazzo soggiorneranno attrici. Olga Villi, dopo la morte del marito, trascorrerà a Vittorio un'estate. Artisti, De Pisis passerà dei giorni a Palazzo, o importanti scrittori come Giovanni Comisso, che nell'estate del 28 scrisse lì a Palazzo e ospitò sempre in quei giorni Italo Svevo. Quindi divenne un luogo in cui Camillo raccolse e ospitò amici, raccolse le testimonianze della sua ricca vita di spia, perché questo fu uno degli incarichi importanti che ebbe dalla Prima Guerra Mondiale fino poi anche durante gli anni successivi, e che testimoniano quindi un luogo di storia, ma anche di arte e di cultura.
Storia, arte e cultura, allora è il momento di entrare, diciamo così, in Palazzo Minucci De Carlo. Martina Dorigo, cosa conserva questo palazzo? Possiamo fare un rapido tour, ovviamente, che Sì. non può essere esaustivo e non può sostituire una visita di persona a cui vi invitiamo naturalmente. Sì, oggi noi possiamo vedere il piano nobile principalmente del palazzo, come lo lasciò Camillo De Carlo. E questo è importante perché la fondazione legata oggi al palazzo, la fondazione Minuccio Minucci, nasce in seguito a un desiderio che Camillo manifestò prima di morire, ossia che la casa rimanesse così com'era, e che fosse visitabile e fruibile ai visitatori, alle persone che volevano visitarla. La bellezza di Palazzo Minucci sta soprattutto nel fatto che insieme si fondono opere d'arte legate ancora alla famiglia Minucci e tutte le opere invece che raccolse all'interno del palazzo Camillo De Carlo, provenienti da tutto il mondo, perché legate ai viaggi che lui compì in tutti i continenti. Quindi noi quando entriamo al piano nobile ci troviamo in un salone luminosissimo, perché è illuminato da due quadrifore, una che si affaccia sulla strada e l'altra sul cortile interno. E alle pareti vediamo dei dipinti del Settecento legati ad Antonio Lazzarini, probabilmente l'autore fu quasi certamente lui, dipinti settecenteschi, quindi legati ai Minucci, che raccontano le storie di Alessandro Magno. Il salone era un ambiente di rappresentanza, quindi vi si tenevano incontri e concerti. Entriamo poi gradualmente in tutte le altre stanze. Ci troviamo comunque in una casa e quindi c'è la cucina. La cucina è forse uno degli ambienti più interessanti e curiosi, dove non ci sono delle vere e proprie opere d'arte, non troviamo dipinti, sculture, però ci sono ancora tutti gli arredi originari, le stoviglie e tutti gli arnesi da cucina che utilizzava la cuoca per preparare le sontuose cene di Camillo. Un salto nel tempo. Un salto nel tempo, ci sono ancora gli stampini per i cioccolatini, le tortiere, e quindi è un ambiente molto ricco ma anche intimo. I piatti che venivano preparati erano serviti nella sala da pranzo e anche questo è un ambiente ricchissimo, perché lungo le pareti ci sono ancora i ritratti dei Minucci, quindi ritratti che vanno che partono dal 500. C'è anche quello di Minuccio Minucci, il committente, diciamo così, del palazzo. La tavola però è ancora imbandita come amava farla preparare Camillo De Carlo. E una curiosità in questo senso è riguardo alle sontuose cene di Camillo, era che Camillo quando invitava i suoi ospiti spesso suggeriva alle signore di vestirsi in un certo colore, che era lo stesso colore che avevano le pietanze, dall'antipasto al dolce. E di questo ce ne dà una testimonianza importante Camilla Cederna, una giornalista che è stata ospite da Camillo in una di queste cene. Poi ci sono numerosi salottini, uno dei più belli è forse il salotto orientale, perché sono raccolte 12 giade cinesi, testimonianza dei viaggi orientali di Camillo, e particolarmente preziose. Abbiamo poi le stanze da letto, la stanza di Camillo, la stanza della sorella, e anche in questi ambienti troviamo opere, dipinti legati all'origine del palazzo e dipinti invece più moderni. Pensiamo, alle pareti ci sono delle cornici lignee del Brustolon, ma c'è anche una scultura di Arturo Martini. Quindi anche da un punto di vista cronologico c'è una fusione di periodi, stili molto, molto diversi. Ci sono vasi giapponesi ma anche ceramiche bassanesi.
e l'impressione che si ha è quella di stare in un piccolo Vittoriale. La casa di D'Annunzio, sontuosissima, ricchissima di oggetti, è abbastanza simile alla casa serravallese, diciamo, di Camillo De Carlo. Il resto di questo Vittoriale trevigiano serravallese dovrete scoprirlo voi. Noi speriamo di avervi suscitato un po' di curiosità verso Palazzo Minucci De Carlo. Grazie a Martina Dorigo per averci raccontato alcuni dei segreti di questo palazzo. Grazie a voi. E l'appuntamento alla prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto.